in Lombardia per le precipitazioni e le raffiche di vento attese da stanotte, gialla in Liguria, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Programmare le vacanze è meglio in Italia e con il bonus 5 miliardi di euro per turismo e cultura previsti nel cosiddetto decreto rilancio. Aiuti alle famiglie, dice il ministro Franceschini, per conoscere il nostro paese. Virginia Volpe. Parola d'ordine, viaggio in Italia, alla scoperta del nostro paese tra spiagge, borghi e città d'arte. 5 miliardi di euro previsti dal decreto rilancio, 4 per il turismo e 1 per la cultura. Vacanze con un bonus di 2 miliardi e 400 milioni e un massimo di 500 euro a famiglia per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici nel nostro paese. E poi voucher per gestori e lavoratori, detrazioni e misure per sostenere un settore tra i più colpiti. Quest'anno sarà più difficile andare in giro per il mondo e quindi bisognerà scoprire ciò che abbiamo vicino a casa, il turismo di prossimità, l'infinita bellezza dell'Italia, che non è soltanto i grandi luoghi conosciuti nel mondo, ma è la bellezza dei borghi, delle città d'arte, dei cammini, della natura, del mare. Una occasione che verrà sostenuta aiutando le famiglie con il bonus vacanze importante che ci spingerà a conoscere ancora di più il nostro paese. Il ministro inoltre, in riferimento al caso della Germania che ha riaperto le frontiere ma non all'Italia, auspica che in Europa ci siano regole comuni per i viaggi per evitare una malsana concorrenza tra paesi. Difficile la ripartenza anche nel mondo della cultura, messo alla prova da mesi di chiusure di gallerie, aree archeologiche e sale. Previste misure a sostegno di editoria, cinema e spettacolo e un investimento anche nella piattaforma digitale per show dal vivo online. Occhio di riguardo per Parma, capitale italiana della cultura, in questo sfortunato 2020. Manterrà il suo titolo anche il prossimo anno.